E il contributo che la Getur può dare a questa manifestazione non è così determinante e importante come in altre situazioni, ma più che dell'interesse che questa manifestazione può generare all'interno della nostra unità, direi che sono colpito dall'esperienza che ci sarà sabato dalle 10 a mezzogiorno. Come lei sta già inquadrando, vedo che ha capito di cosa volevo parlare. Questa nuova esperienza che stiamo per vivere con il salvamento a mare possibile, che si spera possa essere già dal prossimo anno attivo anche sulle nostre spiagge, costituirà sicuramente una plus maggiore per favorire e promuovere la nostra località. Parlo di Lignano ovviamente, non di Getur, che fondamentalmente non ha bisogno di essere promossa in quanto è già conosciuta a livello sia nazionale che internazionale per tutte le cose che può dare agli sportivi e non. Buongiorno, sono Andrea De Grassi, faccio parte della sezione del Friuli Venezia Giulia della Scuola Italiana Cani Salvataggio. La scuola nasce 25 anni fa con sede a Milano dal presidente nazionale Ferruccio Pilenga. I cani, come appunto abbiamo detto, l'addestramento dura circa un anno, si fa una parte di addestramento a terra e una parte di addestramento in acqua. Ci sono varie razze, non solo cani d'acqua, quindi troviamo oltre Golden Retriever, Labrador, Terranova soprattutto, anche cani come pastori australiani, Doberman, soprattutto razze che hanno una certa attività natatoria e hanno piacere di trovare in acqua un loro profilo. Noi possiamo operare sia pubblico che privato, collaboriamo appunto con la Guardia Costiera, con polizia in mare e siamo comunque volontari della protezione civile. Lui è un Labrador di 4 anni, si chiama Leo, è un cane che opera da quando aveva 6 mesi e quindi ormai adesso lavora più per insegnare agli altri cani cosa devono fare. Sì, esatto, un istruttore.